Noi siamo qui a sostegno della categoria, a sostegno del giornalismo e del modo di fare il giornalismo. Non siamo contro i giornalisti e valutiamo assieme al nostro avvocato e chiediamo al giudice di farlo la posizione dell'imputato Mario Ciancio che oggettivamente appare, diciamo, non voglio esprimere aggettivi, ma è molto da valutare sotto vari aspetti, non soltanto con riferimento alla sua azione da editore, ma anche da quella di imprenditore, che sono quindi estranei al modo di, diciamo, di affrontare e di editare ogni giorno il quotidiano della Sicilia. Noi valutiamo gli episodi sono stati ricostruiti oggi dal nostro avvocato e ce n'è uno in particolare in cui un giovane cronista viene chiamato a rendere conto davanti a un capomafia, che è un episodio che ha una valenza particolare, che è stato onestamente ricostruito dal giovane cronista dell'epoca, e devo dire che è quello uno degli episodi centrali da valutare con molta attenzione.